Ecco. Bon. Noi siamo una famiglia di Maragons, l'era mio nonno, l'era mio padre, noi fratelli, noi siamo 4 fratelli e noi sodri erano fortunati perché era un paese sempre di Maragons. Hay un documento che il Comune di Sodri nel 1880 ha domandato alla provincia di Udine un contributo perché Sodri aveva la scuola di disegno serale. Siccome che noi siamo falegnami e abbiamo bisogno del disegno, io ho fatto 5 anni di scuola di disegno serale. Siccome che ero chiamato massa giovane, mio padre mi ha obbligato a fare 3 anni volontario il quinto corso. Il disegno è una lingua, perché tu puoi andare per tutto il mondo, se tu sai fare un disegno, noi siamo nati in Svizzera, in Germania, abbiamo portato mobili in Francia diverse volte, portavi un mobile in Bassa Italia ma solo a privati e facevi un prodotto qualificato. I disegni si facevano mio fratello, che lei l'ha fatto mio figlio, i disegni che hai scolpito e all'intersiato e pitturato. Negli anni 60 Sutrio aveva paragonato un milanese, un lombardo, Sutri uguale a Milano, come rapporto di volontà, lui che frutta al mestiere, in che volta era un fermento, così vivo il paese, come io purtroppo ma non lo aiuta bene. E che se no potenzialmente, noi Sutri e che la Chiarni è spettacolo. E dopo il mare, 60 km si può dire, si è venduto, è un compendio, però i giovani si vanno, e che le mare. Quando non resta in Chiarni, gli elementi principali si sfalda che la Chiarni, e che se come turisticamente, allora sono la spietà, a poter svei un gran vantaggio, che era stare chiamato immune di certe bruttezze che sono in giro al mondo. Certamente manca un po' quel vigore che dà la spinta, ecco. Io mi penso che un anno che ero girato a Firenze, che era la Biennale, si arrivava una notte, dopo stavo fuori in una chiesa che mi sono venuto a scerri, arrivai intorno a via, io torno a vetrina, ne erano 3 mobili chiarnieri, un comò con la gamba spilla Luigi XVI e 2 comorini, la più bella vetrina di Firenze, perché aveva la nostra anima. Perché io ritengo il mobile chiarniere, che noi vi piace tanto al veneziano, perché si sta sotto la Repubblica Vignese, dal 490 in poi si sta sotto la Repubblica Vignese, no? E Massimo Sudri, ma egli che ti paesi, ammettevi da loro anime. Mio padre, all'era 10, 20 volte anni più di me, e diceva che io ero più in qualità di lui nel conoscere il near, il noce salariale o no, perché noi l'abbiamo a teatro col via di luna, lo portavamo in segherie, volevamo essere presi in qualche se lo teava. E mi dicevano, io preferisco al pau un tocco di legno che una femmina, dunque si approfitta agli estremi, perché un bel breon di near, metti solo la manga e sostenersi, perché per noi il legno più nobile, noce è cellular, è ciliegio, i più belli, il rovere noi non lo vediamo, perché forse il nostro rovere è il castagno locale, allora c'è tanto tannino, e il tannino non è un veleno, allora tannino in che noce, perché una volta quando si metteva a essiccare i tronchi, si metteva così in croce, non ponezzi come. E allora si metteva un squarcio sotto, quando io la provo, veniva un liquido, e le nostre femmine, che io ho la bravura della capacità della persona, allora torno su quel liquido lì per intingere la lana.
La lana se venne fa la marron, togliamo che il chioso, lui metteva una bolla, la lana era colore e non lava mai via. Che ho una postaccia ce l'ha in bottega, io ho il bagno di Marangon la via, no? Andai 2-3. Mio personale. Adesso sto restaurando quello lì a mia nipote che vuole portarlo su a casa sua. Questa è la campionatura che l'aveva fatto tutto mio fratello a Firenze. Ad esempio quando era la raccolta delle patate, quella lì è la semina delle patate. Chi sapeva andava a prendere la radice madre del noce, ma doveva essere grande il noce, no? Se la spaccava per mezzo e dopo lui faceva la succolas. Il papà o io compravamo le noci, le portavo in sigariga e facevo così. Stravolino, Venanzio, Cau. SVC. Si metteva un po' di nero quando con lo... I nostri prodotti venivano tutti stampati così. Sa me che c'erano in assetino, ma per il mondo se tu vai a bolligare c'erano dappertutto, perché in ogni paese ha un genio. Allora, vedi io che poi qui delle nostre chiarnie, se arrivano allora di mandare avanti i nostri valori, le nostre tradizioni, che a parte la chiarnia all'infinito, saranno belle queste altre zone, saranno belle tutto il mondo, ma non si chiarnie sono migliori. Per dire, non si chiarnie, no? Ecco. Io poi via, hai un sistema, tiri con un bastone, senti sul banco, a fare la fumata, io sei come... E quando tu mostri mettere in sotto un banco di Marangon,